un'opera che recherà indubbi benefici, lo aspettiamo tutti, a Veneto e a Venezia in particolare. Quindi per parlarne invito sul palco il sindaco del Comune di Venezia, Luigi Gugnaro. Buongiorno. A me sembra di essere un soldato, nel senso che qui siamo a celebrare l'inizio di un'opera, però bisogna ricordare anche le difficoltà che ci sono state, che ci sono. No? La burocrazia, l'abbiamo sempre detto, prima Enrico Marchi ricordava i tempi lunghi, no? Da quando lui ha avuto l'idea di collegare l'aeroporto. Poi insomma, se ci mettiamo 20 anni ogni volta a fare una cosa, a proposito di futuro andiamo piano. Però poi bisogna anche ricordare che ci sono le persone e ci sono gli interessi locali e internazionali di ogni genere. E qui dico, mi sento un soldato perché abbiamo avuto tutti i ricorsi del mondo per questa struttura, come ce li abbiamo dappertutto. Purtroppo l'Italia è un paese della grande ricchezza. La nostra generazione ha avuto tutto da quella di prima, però facciamo fatica a capire che il futuro non è scritto, non è certo. E io penso che dobbiamo combattere. Cioè dobbiamo combattere ognuno per i propri ruoli, magari lasciando perdere qualche gelosia, qualche dispettuccio, qualche piccolo rancore che non serve a niente, e guardare davvero avanti. Allora qui abbiamo un'infrastruttura che è stata pensata veramente tanti anni fa. L'abbiamo modernizzata con grande fatica, con grande capacità di chi la gestisce, ma anche del territorio che la vuole, che la accetta. Si tratta di alzare l'asticella di volta in volta e anche ricordare che per fare queste cose abbiamo avuto un'opposizione durissima, che prima sono raccolte di firme, poi sono mozioni in Consiglio Comunale, perché il punto debole è sempre il Consiglio Comunale, è sempre il comune locale, perché comunque i treni passano vicino a delle case, perché comunque ci sono delle situazioni di, diciamo, convenienza, ci sono le persone che magari hanno convenienza nell'aeroporto ma che non vivono qua, fanno facile a parlare, ragioniamo. E poi c'è qualcuno, appunto, gli assessori, i consiglieri comunali, i consiglieri locali, quelli anche delle singole località, dei singoli quartieri, che poi devono andare in mezzo alla gente a spiegare il perché il progresso è importante. E forse a questa gente, non a me che faccio solo il sindaco, ma a questi ragazzi, a queste persone va ricordato e va detto grazie, perché sennò è troppo facile fare un buco e dire iniziamo un lavoro. Questo lavoro noi l'abbiamo seguito insieme alla Regione, insieme allo Stato, insieme alle Ferrovie dello Stato, a Sale, insieme ai tecnici, con grande precisione. Lo dico a tutte le persone che possono avere paura della cantierizzazione, che in effetti è stata una delle cose che abbiamo guardato più di tutti, perché l'aeroporto intanto è un sito strategico di grande importanza anche in termini di sicurezza, quindi dobbiamo continuare a far sì che tutto funzioni bene, come sta andando adesso, ma anche che non crei problemi per la viabilità. L'ha detto prima il commissario, ho apprezzato molto questo passaggio, sa quanto noi ci teniamo. Io voglio ricordare l'ingegnere Grondi, a nome di tutto il team del comune che ha lavorato insieme a Ferrovie proprio per la caratterizzazione, perché non ci siano problemi sulla viabilità e sulla gestione stessa dell'aeroporto. Evidentemente non ci saranno problemi, però sarà una questione da gestire giorno per giorno, le aree di cantiere, il presidio delle aree, i tempi da rispettare sul cantiere. Noi lei sa quanto stiamo attenti su questa roba qua, per cui sono molto contento che Enrico Marchi ricordi la puntualità dell'aeroporto. Bisogna agire con questo orizzonte qui, perché di fronte noi a marzo inizieremo i cantieri del Bosco dello Sport, una grandissima area per la gente, per le persone che abitano a Venezia, perché ci sono le persone che abitano a Venezia che da 40 anni chiedono uno stadio, chiedono il parcheggio. E io devo ringraziare il governo, davvero tutto il governo, a partire dal ministro Salvini che è qui presente, ma anche all'onorevole Meloni, perché ci hanno aiutato davvero per dare un sogno a una città che non ha mai avuto delle attrezzature sportive di questo livello. Voglio dire, proprio contemporaneamente al periodo delle Olimpiadi. Io spero che anche la questione delle Olimpiadi venga risolta. Io sono fiducioso, non sono stato fiducioso, mi sono convinto che la risolviamo, a favore di Cortina la risolveranno, ma perché Venezia tifa, perché facciamo bella figura. Si chiama Milano Cortina, lo dice sempre il Presidente Zaia, io sono d'accordo con lui, e su questo cercheremo di impegnarci. Questi lavori servono anche a questo, per far vedere, al di là poi della ricaduta specifica per le Olimpiadi, che effettivamente il Paese si sta muovendo. E mi sembra che la presenza di tante persone oggi dicano questo, per cui in bocca al lupo ragazzi, non diamo per scontato nulla, non sono cose che partono e poi ci dimentichiamo, sono cose vive che impatteranno fortemente sull'economia, sia a favore ma anche con delle difficoltà sull'economia locale,
e penso che la collaborazione che abbiamo dimostrato in questi anni, parlo a livello locale, vedo qui il questore, il prefetto, ci ha aiutato i vigili del fuoco, la capitaneria, perché abbiamo parlato del collegamento acqua, il tema del Montondosio, il porto, cioè sono tutte quante istituzioni che con la giusta autonomia stanno collaborando con grande efficacia. Per cui tolti i personalismi che qualche volta appaiono e poi speriamo si possano dipanare, noi abbiamo bisogno di una politica che faccia sì che la gente veda le cose fatte. Ecco, per cui Ministro Salvini ti consegniamo veramente un grande progetto, con un grande cuore, perché speriamo di essere, che lo Stato, il governo, l'Italia sia orgogliosa del Veneto e di quello che stiamo facendo. Grazie.